Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Bracciante muore in una serra a Pachino nel siracusano. La FLAI CGIL chiede lo stop dei lavori durante i picchi di calore. L'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, la mafia cerca droni antimine, preoccupano anche i tanti cellulari a disposizione dei boss in carcere. Avrebbero pestato un pensionato di 72 anni per costringerlo a pagare un debito di 24.000 euro. 5 persone sono finite in carcere tra Scicli e Donna Lucata. A Belmonte Chiavelli, nel Palermitano, 17enne inseguito da un gruppo di persone ferito a colpi d'arma da fuoco. Si ipotizza il movente passionale dietro il tentato omicidio. Caro carburanti, il taglio di 17 centesimi sul gasolio non ferma la protesta degli autotrasportatori siciliani, costi ancora insostenibili, minaccia di nuovi fermi dei mezzi nei porti dell'isola. All'ospedale San Marco di Catania nasce il percorso della fragilità con una stanza dedicata ai pazienti vulnerabili in arrivo al pronto soccorso. Calcio, nuovo stadio Barbera, clamoroso dietro fronte, il Palermo è pronto a ritirarsi, dice la nostra proposta è stata stravolta. Primi allenamenti a Norcia per il Catania, dove sabato si giocherà il test con la Ravenna. Sul mercato esuberi da piazzare, ma anche rosa da arricchire in quasi tutti i reparti. Ben trovati e purtroppo apriamo il nostro telegiornale con l'ennesimo incidente mortale questa notte intorno alle 2 sulla strada statale 114 all'altezza dello svincolo di Priolo in direzione Catania. Perdere la vita un 23enne alla guida di un'auto che è andata a sbattere sul guardrail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Noto per i rilievi e i soccorsi, in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. Un bracciante è morto nelle serre di Pachino. La FLAI CGIL chiede di fare rispettare l'ordinanza di stop per il caldo. Non denunciano per paura di perdere il posto di lavoro. Questa la dichiarazione del sindacato. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e predisposto l'esame autoptico. Lorena Dolci. Il cuore gli si è fermato mentre raccoglieva pomodorini a Pachino, dentro una di quelle serre che d'estate raggiungono temperature roventi. Arresto cardiaco, forse provocato dal caldo, la causa della morte di un bracciante algerino di 61 anni, soccorso in ritardo da un'ambulanza proveniente da Sortino. Lo denuncia la FLAI CGIL, che torna a chiedere lo stop al lavoro nelle ore più calde anche nelle serre. Chiediamo non solo di emanare le ordinanze, ma di farle rispettare, e quello che manca sono proprio i controlli. La morte del bracciante algerino purtroppo non è l'unico caso. Qualche mese fa di un lavoratore che si è sentito male, l'hanno portato a casa ed è morto, e poi è stato portato in Romania perché era un lavoratore rumeno che lavorava sotto i capannoni dell'uva. Purtroppo quello che ovviamente non abbiamo avuto è la denuncia di questi fatti, perché molti hanno paura di denunziare, hanno paura soprattutto di perdere il posto di lavoro. In una terra in cui ci si lamenta di non avere manodopera, il 60% dei braccianti sono extracomunitari, lavoratori invisibili sfruttati nelle campagne e sottopagati. I lavoratori che se si ferma l'agricoltura e si ferma, come dire, anche il cibo che arriva nelle nostre tavole. Nel Ragusano, a Santa Croce Camerina, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco di Ragusa e Santa Croce sono intervenuti sulla provinciale 85 per un grosso incendio nell'azienda Repac che realizza imballaggi in cartone per ortofrutta. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme al deposito, evitando che coinvolgessero il capannone di lavorazione. Il fuoco ha lambito anche delle serre limitrofe, sul posto presenti i carabinieri per gli accertamenti. Al vaglio la visione delle videocamere di sorveglianza. I vigili del fuoco sono al lavoro per lo spegnimento degli ultimi focolai. Il deposito e la struttura in metallo sono inutilizzabili. La mafia cerca armi da guerra. I boss appena entrati in carcere riescono ad avere i cellulari. A dirlo il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, ascoltato ieri in commissione parlamentare nazionale antimafia. Maglio Viola.
Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono dotati di telefonini e sistemi di comunicazione. Non si tratta di episodi isolati, ma di un modus operandi di Cosa Nostra che si realizza in tutte le carceri italiane. A dirlo davanti alla Commissione Nazionale Antimafia è stato il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, tornando sulle affermazioni che gli sono valse una polemica a distanza con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che lo ha definito fuori controllo. De Lucia ha chiarito il concetto: l'affermazione che le carceri sono sfuggite al controllo dello Stato deriva dalle indagini e dalle intercettazioni. Il 41 bis funziona, ma i livelli intermedi di Cosa Nostra, che non vengono ristretti al carcere duro, attraverso questo sistema possono continuare a comandare anche sul territorio, perché processualmente non vengono considerati capimafia e ottengono regimi di carcerazione più elastici. Questo rende l'azione dello Stato meno efficace. Le vittime del racket sanno che un mafioso, anche se arrestato, continuerà a comandare dal carcere e temono le ritorsioni. E questo non è un attacco alla polizia penitenziaria, ha detto De Lucia, perché le indagini che hanno permesso queste scoperte le ha fatte proprio la penitenziaria coordinata dalla procura. Ma De Lucia ha lanciato anche un altro allarme ancora più preoccupante, se possibile. La mafia si sta attrezzando sul mercato nero e cerca di acquisire armi da guerra come i droni lanciamine. Le armi che abbiamo sequestrato, dice De Lucia, venivano dal Salento, ma la loro provenienza originale è slava, e adesso Cosa Nostra si sta inserendo anche nel mercato nero parallelo, nato grazie al conflitto fra Russia e Ucraina, e può reperire armi dal grande potenziale bellico. 5 persone sono finite in carcere tra cicli e donna lucata nel Ragusano con l'accusa di tentata estorsione e lesioni aggravate. Secondo i carabinieri avrebbero pestato un pensionato di 72 anni per costringerlo a pagare un debito di 24.000 euro, sempre negato dalla vittima. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Ragusa. Altri particolari nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. E ci sarebbe un movente passionale dietro la sparatoria in cui è rimasto ferito un 17enne a Palermo, un appuntamento fissato per un chiarimento, poi gli spari. A Palermo appunto il ragazzo di 17 anni è stato ferito, lo ricordiamo, al gluteo con un colpo di fucile da caccia nella zona di Belmonte Chiavelli. Dunque la gelosia dietro questo tentato omicidio. L'autore, il presunto autore, poco più che maggiorenne, avrebbe voluto colpire l'ex fidanzato della sua attuale compagna, raggiungendolo alle spalle con una scarica di pallini. Trasportato in codice rosso all'ospedale civico, è stato operato e non è in pericolo di vita. La squadra mobile ha già identificato il sospettato e lo sta cercando. Decisiva nelle indagini anche le analisi dei messaggi trovati sul cellulare della vittima. Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Messinese contro una presunta frode legata al sisma bonus acquisti. Le Fiamme Gialle di Sant'Agata di Militello, coordinate dalla Procura di Patti, hanno denunciato 9 persone e 2 società per truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio, false attestazioni. Secondo l'accusa sarebbero stati generati crediti d'imposta inesistenti per oltre 2,9 milioni di euro attraverso false asseverazioni relative a lavori di riduzione del rischio sismico mai eseguiti o realizzati solo in parte. Il GIP del Tribunale di Patti ha disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore pari al presunto profitto della frode. Ed è stata scoperta una discarica abusiva di rifiuti speciali nel Siracusano. Il Corpo Forestale di Noto, al termine di un'indagine durata diverse settimane e condotta anche con l'ausilio di droni, ha denunciato un 53enne di Noto considerato responsabile della gestione dello smaltimento di rifiuti edili. Secondo gli investigatori, le macerie venivano trasportate e poi interrate in un terreno vicino a un'attività di stoccaggio di materiali per l'edilizia. L'area è stata posta sotto sequestro, provvedimento già convalidato dalla Procura di Siracusa. Le indagini proseguono per individuare altre responsabilità lungo la filiera dello smaltimento illecito. STM nell'incontro al Mimit di Roma ha confermato i piani industriali di trasformazione e il piano investimento da 12 miliardi di euro per i siti di Agrate Brianza e Catania. Il rafforzamento del polo di Catania consolida il ruolo dell'isola come hub europeo della microelettronica e delle tecnologie più avanzate. La società, afferma in una nota, ha dato disponibilità di incontrare a settembre per discutere una prima ipotesi di accordo sulla gestione degli impatti occupazionali.
E ancora via libera dell'Assemblea regionale siciliana al documento di economia e finanza 2027-2029. Il DEF stima una crescita dello 0,5% che sale all'1,7% grazie agli investimenti pubblici, approvati anche i rendiconti dal 2020 al 2022. Per la regione PIL, occupazione, export e turismo confermano un'economia in espansione. Il presidente della regione Schifani ha commentato: confermata la crescita della nostra economia. L'ARS oggi tornerà in aula per l'ultimo disegno di legge prima della pausa estiva. E adesso veniamo al caro carburanti. Gli autotrasportatori sono pronti a bloccare i porti. Lo sconto varato dal governo non soddisfa la categoria. Lorena Dolci. Carburanti alle stelle. Non basta lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio. Un decreto ponte del governo fino al 6 agosto per fronteggiare i rincari dovuti alle tensioni internazionali, ma che per ammissione della stessa Premier Meloni non risolve il problema. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. No, per noi non va bene. I 17 centesimi riconosciuti sulle accise mobile che ha dato il governo Meloni non vanno bene per gli autotrasportatori, perché per noi che trimestralmente ci riconoscono le accise è una perdita. Una situazione insostenibile, dicono le associazioni di categoria, rispetto ad un costo che resta sopra i 2 euro. Solo nell'ultima settimana il prezzo del gasolio è aumentato di 40 centesimi al litro, che significa 400 euro in più per ogni 1000 litri di gasolio. Oltre alla proroga del credito d'imposta per altri 2 mesi, gli autotrasportatori chiedono al governo nazionale di erogare subito 300 milioni e a quello regionale di poter utilizzare i 15 milioni stanziati per il caro gasolio. Una sorta di ultimatum. Se non abbiamo dei riscontri noi ci fermiamo, non andiamo a lavorare, quindi ci dispiace per tutti. Adesso a Catania siamo pieni di rifiuti e i controlli non esistono. Il grido d'allarme degli anziani che frequentano piazza 2 giugno 1946, desolanti le cartoline che vi mostriamo. Tonino De Mana. Sedie in legno abbandonate e disseminate su marciapiedi ed aiuole, carta, cartone e rifiuti sparsi ovunque, rami degli alberi ad altezza d'uomo, pardon, bambino. Queste scene di ordinario degrado arrivano da Catania e precisamente da piazza 2 giugno 1946, incastonata nel trafficato e dimenticato viale Mario Rapisardi, un tempo salotto buono della città, oggi simbolo dell'abbandono. Gruppetti di anziani giocano a carte, attorno altre carte di ogni tipo e colore ricoprono l'area. Guarda tutto quello che c'è per terra, che fanno schifo completamente, vengono soltanto una volta a settimana a fare la pulizia. Venivano bambini, signore, a sedersi a prendersi un po' d'aria, ora non vengono neanche gli spazzini a pulire. I pochi presenti, tra l'altro a rischio per la mancata potatura degli alberi ed esposti quindi alla caduta di rami secchi, chiedono più attenzione ed invocano controlli. Non esistono i controlli. Noi ci besticciamo giornalmente con le persone perché portano i cani qua a fare i bisogni e non è giusto, perché noi qua veniamo per sederci e respirare un po' d'aria. Per raggiungere questa panchina lei si è dovuta addirittura abbassare. Perché i viandanti sono molto vecchi. Dovrebbe essere putate, perché sono troppo basse. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 005, SOS e richieste di aiuto che arrivano dal centro e dalle periferie, segno evidente che qualcosa alla voce Verde Pubblico non funziona a dovere. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per mostrarvi la stanza della fragilità all'ospedale San Marco di Catania, tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, all'ospedale San Marco di Catania inaugurata la stanza della fragilità. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio di Tonino De Mana. È in realtà all'ospedale San Marco di Catania il nuovo percorso della fragilità, al cui interno si colloca la stanza della fragilità, uno spazio dedicato alle persone che accedono al pronto soccorso in condizioni di particolare vulnerabilità fisica o emotiva. Ideato per garantire riservatezza, accoglienza e tutela della dignità della persona, il percorso offre un ambiente protetto e tranquillo in cui ricevere assistenza e supporto. Per ogni inaugurazione che si rispetti, immancabile il taglio del nastro. È un percorso che è dato del prendersi cura
cura del paziente, non solo curarlo, ma prendersene carico, prendersene cura, avvolgerlo in un percorso di attenzioni, anche i colori, le immagini, il senso del disegno che vedete alle mie spalle, la finestra che apre il muro verso un orizzonte e verso un qualcos'altro, quale che sia il qualcos'altro a secondo della fase della vita che il paziente attraversa, penso che abbia un'importante, enorme rilevanza oggi. Nelle pareti spicca il dipinto realizzato dall'artista Giorgia Aurifici a cura dell'associazione Corsie a Colori. Adesso vi presentiamo Serena, la più giovane laureata in ingegneria informatica della facoltà di Catania, con un grande sogno che racconta al nostro microfono. Sentiamo. È la laureata in assoluto più giovane del corso di laurea in ingegneria informatica dell'Ateneo Catanese. A 20 anni, 8 mesi e 8 giorni, la giovane catanese Serena Schembra porta a casa la laurea in ingegneria informatica e il primato di più giovane laureata della facoltà di Catania. Un traguardo frutto di dedizione e impegno. È stato complicato soprattutto all'inizio perché provenivo dal liceo classico, quindi iscriversi in ingegneria è stato un passo abbastanza complicato al primo anno, però ho avuto professori fantastici in questi 3 anni che mi hanno aiutato a sviluppare un metodo di studio. Serena è anche la più giovane donna laureata in ingegneria informatica di tutta la Sicilia, un'eccellenza che smentisce il luogo comune che le materie STEM, le discipline scientifico-tecnologiche, siano prerogativa maschile. Ci sono tante mie colleghe anche molto brave e anche magari più rispetto ai colleghi, quindi questa cosa secondo me è solo un concetto comune che andrebbe smontato. Ecco. Dopo la triennale Serena è pronta a spiccare il volo come tanti suoi colleghi. L'attende la magistrale al Politecnico di Torino e poi il lontano Oriente. Mi vedo lavorare in qualche ambito dell'informatica, della computer graphics. Il sogno del cassetto sarebbe andare a lavorare alla Nintendo, a fare videogiochi. Tra le mani la tesi che riunisce le sue grandi passioni, l'informatica e gli scacchi, perché anche con tanto studio la vita è sempre un gioco. È una partita a scacchi in cui non si sa mai cosa può fare l'avversario, quale sarà la prossima mossa. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, torniamo con il calcio. Ed eccoci al calcio, ma parliamo intanto del clamoroso risvolto sui lavori per la riqualificazione dello stadio Barbera, perché il Palermo sostiene tramite una lettera che non ci sono le condizioni per procedere. Spaccatura netta sulla proposta da votare poi in Consiglio Comunale, il servizio. Un dietrofront clamoroso che cambia radicalmente i piani per il nuovo stadio Renzo Barbera. Il Palermo, con una lettera firmata dall'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Gardini, ha comunicato ufficialmente l'interruzione dell'iniziativa per la riqualificazione dell'impianto, progetto strettamente legato anche alla candidatura della città a ospitare alcune gare di Euro 2032. La comunicazione indirizzata al Consiglio Comunale e al sindaco Roberto Lagalla spiega che la decisione è maturata dopo una serie di interventi e modifiche che, secondo il club, avrebbero stravolto radicalmente la proposta originaria. Variazioni che, sempre secondo quanto riferito dal Palermo, hanno reso impossibile andare avanti con il progetto, compromettendo in maniera decisiva l'equilibrio del piano economico-finanziario, il cosiddetto PEF. Salvo un ritorno al testo condiviso nella fase iniziale dell'iter, il club rosanero annuncia quindi che continuerà il proprio rapporto con l'amministrazione comunale nell'ambito della concessione attualmente in vigore, in scadenza nel dicembre del 2032. Adesso la palla passa proprio al Consiglio Comunale cittadino, che dovrà quindi fare gli straordinari per venire incontro al club rosanero. E intanto una notizia di mercato: il Palermo Calcio ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Federico Barba, il centrale romano classe 1993, arriva da svincolato dopo la conclusione dell'esperienza con il Persib Bandung, il club con cui ha conquistato il campionato indonesiano. E adesso al Catania che si trova a Norcia, dove è presente anche il direttore sportivo Varrà. Servono nuovi innesti, si deve anche pensare però alle uscite. Intanto il 1 agosto alle 17:30 il test contro il Ravenna. Marco Carli.
Nei giorni che precedono definizione del girone e stesura dei calendari, fissata per giovedì a mezzogiorno, il Catania mette benzina nelle gambe a Norcia in Umbria. Al lavoro in 27, come già anticipato, non ci sono Di Noi e Luperini che non fanno parte dei progetti tecnici del Catania per cui il club tratta la cessione. Varrà sarà con la squadra a Norcia nella sede del ritiro, ovviamente con l'obiettivo di dare anche impulso al mercato. Fra i nomi che circolano in arrivo, reggerebbe quello di coda, ma sarebbe più un'alternativa che la prima scelta. Come più volte detto, sono le uscite che possono alimentare le trattative. Oltre a Di Noi e Luperini ci sono altri giocatori come Dini, per cui si parla di Treviso e Guidonia, o Stoppa. Per Di Gennaro c'è stato realmente qualche sondaggio di alcune società con il Catania. Il mercato, come detto dallo stesso Varrà, sarà lungo e potrebbe essere completato se serve anche in prossimità delle partite ufficiali di Coppa e Campionato. Intanto, fra i nuovi volti, prima di partire per Norcia, si è presentato così Michael Liguori. Sono molto contento di ritornare e l'ho presentato anche alla società. E poi sì, vengo da 3 stagioni importanti a Padova, una anche a Campobasso. Poi mi dispiace per l'ultima che è andata male, però sono un ragazzo che non si abbatte e va sempre avanti, quindi sono molto contento di ritornare qua e spero di fare il mio meglio, come ho sempre fatto alla fine. E con questo servizio si chiude questa edizione. Sicilia 24 tornerà alle 14. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.